Buonasera, benvenuti in questa location d'eccezione, unica al mondo, ai piedi di questo maestoso dell'amore che ci accompagnerà nella serata clou del 20° Festival internazionale del folklore ai bambini del mondo, ovvero l'assegnazione del premio Claudio Crescenzo. È stato assegnato al gruppo Elenco Folclorico Infantil del Perù il premio Claudio Crescenzo, istituito dall'AIFA, Associazione Internazionale Folk Agrigentino, promotrice del Festival Internazionale dei Bambini del Mondo, giunto alla sua 20ª edizione ed è inserito nel contesto del Mandorlo in Fiore 2023. A consegnare il riconoscimento è stato il sindaco di Agrigento Miccichè, che insieme a Giovanni Di Maita, direttore artistico del Mandorlo in Fiore, e Luca Crescenzio, presidente dell'AIFA. Il galà è dedicato ai bambini del mondo, si è svolto al Museo Archeologico Pietro Griffo, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, in prima fila il viceprefetto Massimo Signorelli, ospite d'onore la presidente nazionale dell'Unicef Italia, Carmelina Pace, prima donna a ricoprire questa importante carica nella storia dell'Unicef in Italia, che ha voluto salutare personalmente i bambini del mondo che sono ambasciatori di pace in tutto il mondo. A designare il gruppo vincitore è stata la giuria composta da 6 ragazzi di Agrigento, tra cui la presidente Sofia Ilardo, con la motivazione per l'impegno profuso nel trasmettere le tradizioni popolari altre che i valori di pace e amicizia, per la capacità di comunicare la propria identità culturale attraverso le danze e i canti eseguiti in modo professionale, con disinvoltura, maestria ed eleganza, per l'unione e l'affiatamento del gruppo composto da piccoli giovani brillanti e talentuosi, per il sorriso contagioso e la grande disciplina, per il senso di responsabilità e la grande empatia mostrata verso il pubblico. Ricordiamo che alla Kermesse, giunta alla sua 20ª edizione, hanno partecipato i gruppi della Bulgaria, dell'India, della Corea, della Lituania, della Macedonia, del Messico, del Panama, del Perù e della Turchia. Nel corso della serata, condotta dal presentatore storico Giuseppe Moscato, la società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, presieduta dalla professoressa Enza Ierna, ha assegnato il premio del concorso Italia Immagini e Pensieri. A essere premiato il disegno sui temi del festival realizzato da 2 performers del gruppo della Turchia, le piccole Selin Onver e Selina Artuk. C'è stato poi il momento dedicato all'Unicef di Agrigento, presidente Lilli Bruna, che ha consegnato la pigotta, la bambola simbolo della raccolta fondi dell'Unicef, in ricordo alla giovane agrigentina Alice, scomparsa prematuramente, alla bambina più piccola del festival, la messicana Camilla Xiomara, di 9 anni. La pigotta Alice è stata consegnata dalla presidente nazionale di Unicef Italia, Carmela Pace, che ha avuto parole anche di elogio per gli organizzatori del festival e per gli alti valori educativi e culturali portati avanti dallo stesso festival. Quindi un premio speciale è stato conferito al gruppo Children Dance Ensemble della Bulgaria, veterani del festival,